Telegiornale del Veneto, prima edizione, i titoli: 3 italiani, tra cui un missionario vicentino di Gambellara, uccisi in Burundi. La testimonianza della sorella di padre Ottorino Maule: voleva restare per sempre in Africa. 10 ore di sangue sulle strade del Veneto, 5 persone muoiono in 5 incidenti. Anche il pubblico ministero di Venezia Carlo Nordio e la sua inchiesta sulle Coop rosse tra gli argomenti delle telefonate a Craxi e ad Amamet. In un lungo comunicato la risposta della Procura di Venezia. Seconda strepitosa vittoria ai campionati di ciclismo in Colombia del padovano Silvio Martinello, 2 ori in 5 giorni. A Luigi Malerba e Serena Vitale a Treviso il 17° premio letterario Giovanni Comitto. Telespettatori del TG Veneto, buon pomeriggio. Apriamo ancora una volta purtroppo con una notizia tragica che ci arriva dall'estero. 2 missionari e una volontaria italiani sono stati uccisi in Burundi. Fra questi un sacerdote vicentino, padre Ottorino Maule di Gambellara, 53 anni di cui 13 passati in Africa. Poco fa ci siamo messi in contatto telefonico con Carmela Maule, sorella di padre Ottorino. Sentiamo. Ha aperto una nuova missione in Burundi, nel Buyengero. Avevano aperto una missione nel 91, una grande parrocchia, hanno costruito la chiesa, avevano 18 succursali, i villaggi li chiamano succursali. E avevano tanti cristiani, tanti che ritornavano alla chiesa perché dopo che erano stati espulsi i missionari avevano un po' abbandonato. Avevano una buona comunità, avevano costruito scuole, amava far conoscere il Vangelo, far conoscere alle altre persone. Io dicevo l'ultima volta che è partito nel 91 non torno più io in Italia a fare il padre in Italia, sarò sempre in Africa. Io l'ho sentito il giorno 20 l'ultima volta per telefono e mi aveva detto che avevano ucciso, siamo andati ai funerali di un prete nero Hutu e mi ha detto una alla volta gli Hutu, i Mori li uccideranno tutti, però non avevano mai ucciso i bianchi. Pesante il bilancio dei morti sulle strade del Veneto questa mattina. 5 persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti. Il primo è accaduto a Verona alle 2 di stamane. Un uomo di 40 anni è uscito di strada e si è schiantato contro un palo. Un'ora dopo a Zanè nel Vicentino una ragazza di 37 anni ha tamponato un pullman ed è morta. Alle 9:15 sulla Romea un motociclista sbalzato dalla sella dopo un tamponamento è finito sotto una macchina. E incredibile incidente a Nervesa della Battaglia, sempre nel Trevigiano. Un uomo di 54 anni ha perso la vita nello scontro tra 2 biciclette. L'ultimo incidente infine verso mezzogiorno a San Vito di Valdobbiadene, sempre nel Trevigiano, vittima un uomo di 62 anni. Una domenica davvero tragica per la nostra regione. E momenti di panico questa notte verso le 3 in una discoteca di Schio, sempre in provincia di Vicenza, per un incendio. Nel locale, che si chiama Di Moda, c'erano moltissimi giovani, ma per fortuna non ci sono stati feriti. I danni materiali ammontano a $500 milioni. Sono in corso gli accertamenti sulle cause dell'incendio. Un telefono che scotta, quello di Bettino Craxi ad Amamet, lo conferma il contenuto delle intercettazioni rese note dal pubblico ministero di Milano Paolo Ielo. Tra gli argomenti delle telefonate anche il pubblico ministero di Venezia Carlo Nordio e la sua inchiesta sulle cooperative rosse. Ci serve questa sponda di Venezia, fondamentale per tutti gli equilibri. Con questa frase tale Salvatore chiude la conversazione telefonica con Bettino Craxi, ex segretario del PSI riparato da Mamet, che ha per oggetto il giudice veneziano Carlo Nordio e l'inchiesta sulle cooperative rosse. Il colloquio, intercettato dalla Digos milanese, è datato 25 settembre. 3 giorni dopo Nordio deve interrogare D'Alema, raggiunto d'avviso di garanzia, come lo stesso Craxi. Quelle cose lì non so cosa siano, afferma Bettino al telefono. Salvatore, da molti indicato come persona del collegio di difesa dell'ex presidente del Consiglio, lo rassicura e gli suggerisce di inviare quello che chiama un testo al PM Nordio a Venezia. E questa l'unica occasione in cui Salvatore nomina esplicitamente il giudice veneziano. Poi continua: adesso la cosa seria è dargli una mano, è fondamentale piegarli su questa cosa di Venezia, che è l'unica che loro temono. E Salvatore spiega ancora a Craxi: questo qui è uno proprio veramente fidato, con cui stiamo lavorando assieme. Poi la cosa seria è che lui utilizza gli stessi elementi di Milano, per cui verrebbe fuori che Milano, con gli stessi elementi, non ha proprio proceduto. Della richiesta di Nordio di interrogare Craxi, Salvatore sostiene: questo interrogatorio diventerebbe per noi fondamentale. E la risposta di Nordio è contenuta in un lungo comunicato fatto pervenire all'agenzia ANSA e firmato anche dal procuratore capo di Venezia Vitaliano Fortunati.
I due magistrati esprimono stupore e perplessità per quanto concerne tale Salvatore. L'unica persona di nome Salvatore che abbia avuto contatti con questo ufficio, prosegue il comunicato, è l'avvocato Salvatore Lo Giudice, difensore di Craxi. Se la conversazione pubblicata riguardasse un colloquio tra un indagato e un difensore, ci troveremmo di fronte alla violazione dei principi minimi di civiltà giuridica. Per quanto riguarda la disponibilità di Craxi ad essere interrogato in Tunisia, il comunicato precisa che il difensore ha manifestato la propria soddisfazione per la determinazione della Procura di Venezia a superare qualsiasi ostacolo. Testualmente ha definito Nordio molto coraggioso. Gli è stato risposto che non c'è bisogno di alcun coraggio ad applicare la legge. Se questa determinazione della Procura è stata interpretata dall'avvocato Lo Giudice nel senso di piena affidabilità, questo ufficio conferma il giudizio. E cambiamo argomento, apriamo l'ampia pagina sportiva con la seconda straordinaria vittoria del padovano Silvio Martinello ai mondiali di ciclismo su pista a Bogotà in Colombia, 2 ori in pochi giorni e Martinello si prenota così un biglietto per le Olimpiadi di Atlanta. Vediamo. 2 volte campione del mondo. L'Italia del ciclismo su pista riscopre il gusto del trionfo, delle medaglie d'oro e delle maglie iridate. E lo riscoprono soprattutto Padova e il Veneto, perché oggi Silvio Martinello, 33 anni il prossimo gennaio, padovano di Tencarola, sposato e padre di 3 bambini, diventa a tutti gli effetti il degnissimo erede dei Faggin, Bianchetto e Beghetto, nomi storici delle kermesse sugli anelli dei velodromi, in un passato che odorava del metallo più pregiato. Dopo la vittoria nell'americana a coppie insieme con il lombardo Villa, ieri sera il ciclista veneto ha dominato la prova dell'individuale a punti. Sul podio di Bogotà si è così incoronato imperatore delle 6 giorni e, particolare forse più importante, ha prenotato un biglietto per le Olimpiadi di Atlanta del prossimo anno. Lo hanno soprannominato Locomotiva d'Oro perché bravo come lui a tirare le volate sulla strada per Mario Cipollini non c'è nessuno. Ma ora Martinello ha dimostrato di essere un campione nel vero senso della parola, non solo il fido gregario, campione di intelligenza e di furbizia. A casa, oltre alla moglie Emanuela, a papà Luciano e a mamma Marcella, lo aspettano in tanti per fargli grande festa. Arriverà domani sera e a Tencarola, c'è da credere, il traffico impazzirà. E siamo al basket, 4ª vittoria consecutiva per la Reyer Venezia che ieri a Padova ha sconfitto anche il Banco Sardegna Sassari. 93-82 il risultato finale, i Granata di Frank Vitucci sono in testa alla classifica della Serie A2. E adesso il calcio, vediamo il servizio. Per un Padova sconfitto nel derby di Vicenza e che cerca faticosamente di ritrovarsi dopo il difficilissimo avvio di stagione, l'impegno aleuganeo contro il Parma è estremamente delicato. Per la forza dell'avversario, in rapida ripresa dopo l'incerto avvio e per imprescindibili necessità di classifica, un solo punto finora in 4 gare di campionato per i biancoscudati e ultimo posto in classifica con Cremonese e Cagliari. La sconfitta nel derby di Vicenza non sembra aver lasciato segni in casa patavina, anzi tutti si dicono sicuri che servirà per affrontare il Parma con la determinazione necessaria per strappare un risultato utile. E questo Padova incerottato ma con un carattere straordinario potrebbe riuscire nell'impresa, anche se sulla carta parte nettamente sfavorito dal pronostico. Il Vicenza dal canto suo, dopo aver raccolto fuori casa soltanto complimenti, va a cercare qualcosa di più consistente sul terreno della lanciatissima Udinese, reduce dal pareggio di Roma contro la Lazio dopo 2 vittorie che hanno proiettato i bianconeri di Zaccheroni a quota 7 insieme al Parma alle spalle delle grandi. Il Vicenza in classifica ha solo un punto in meno e soprattutto un impianto